L'identità veneta si corrobora di tradizioni secolari, oggi forse meno rispettate di un tempo, ma ancora vive e significative tra la popolazione. La Confraternita Lettere Alte de San Marco opera proprio con lo scopo di recuperare e valorizzare questi aspetti della cultura identitaria, rinsaldando quei valori e quei legami comunitari da sempre alla base dello sviluppo sociale del Veneto, come spiega anche il presidente Daniele Soligo, assessore comunale a Vedelago. La nostra associazione praticamente è partita da un gruppo di amici che ci siamo innamorati praticamente del Veneto, dei Veneti, della storia veneta, cultura veneta, e pensiamo che attraverso la storia e la cultura di riuscire a dare un contributo e a far capire a tanti veneti che se oggi siamo tra i primi nel volontariato, nelle associazioni, nella protezione civile, c'è un motivo. La storia è un elemento fondamentale, e la cultura specialmente, e fa sì che ci sia un passaggio diretto tra quello che è la storia nostra e quello che è il presente e il futuro. Io lo dico sempre, non c'è un futuro senza il presente, non c'è un presente senza un passato. Sicché vogliamo aiutare i veneti a capire la propria storia. Tra gli eventi a sfondo storico-linguistico promossi spicca il Caodeanno, il tradizionale capodanno veneto che veniva celebrato il 1° marzo anziché il 1° gennaio. Il capodanno More Veneto, come veniva indicato nei documenti della Serenissima, infatti è usanza tipica di tutta la Venezia e coincide con il risveglio concreto della natura dopo il sonno invernale, a differenza del capodanno ordinario basato su calcoli di tipo astronomico, in particolare sul ciclo solare. Oltre 1.000 persone hanno partecipato alla celebrazione della ricorrenza organizzata dalle Terre Alte de San Marco al centro Vicinalis di Visnà di Vazzola. Uno dei primi appuntamenti che siamo riusciti a organizzare, più o meno con 500 persone, il Cao dell'anno, che non nascondo che io fino a 4-5 anni fa non sapevo cos'era il Cao dell'anno, e poi mi sono letto un po' di libri e ho capito un po' quella che è la nostra storia. Sicché dalla prima donna laureata a uno dei primi stati che ha abolito la schiavitù, a uno stato che è stato una repubblica per 1100 anni, a una bandiera che è scritto pace, unica penso al mondo. Abbiamo una storia, una radice che ci contraddistingue quello che sono le nostre radici. E come ho ripetuto prima, non a caso siamo uno dei popoli che ha un sistema di volontariato, a livello italiano sicuramente siamo uno delle prime regioni che hanno una protezione civile a un gran livello, alle associazioni, sicché la correlazione tra quella che è la nostra storia, cultura, con quella che è il nostro presente è una linea diretta, insomma. Tra i presenti all'incontro, che ha unito aggregazione conviviale con un momento di approfondimento culturale, anche Riccardo Zumschi, sindaco di Santa Lucia di Piave, da sempre attivo nella valorizzazione della cultura veneta. Cosa doverosa e identità nostra, e quindi abbiamo patrocinato volentieri questa iniziativa che serve per rinforzare ancora quelle che sono le nostre origini, quello che è la nostra storia, questa è la nostra identità che troppo spesso è stata calpestata, dimenticata, di cui dobbiamo riappropriarci, ma non con nostalgia, ma per costruire un futuro migliore, per dare una speranza alla nostra gente in questi tempi difficili, e quindi parte anche così dal basso, dalla gente semplice, da chi partecipa spontaneamente in un momento di festa, però dove c'è il sentimento che corre e dove si preparano, mi auguro, anche le rivoluzioni e le rivincite prossimamente. E mai come oggi, sottolinea il primo cittadino di Santa Lucia, sono attuali i valori fondanti della Serenissima Repubblica, basati sul lavoro e sulla solidarietà sociale. Bisognerebbe che tutti leggessero quella che è stata la storia della Serenissima per capire che lezione universale è stata riconosciuta da Voltaire a Goethe come un elemento
in cui c'era un equilibrio importante di tutto il popolo, in cui non c'erano sopraffazioni, chiaramente e contestualmente a epoche storiche diverse. Però l'esempio per migliorare rispetto a quelli che sono gli esempi attuali di sopraffazioni chiare o meno chiare, ma comunque quotidiane, che sopporta il popolo, credo sia evidente, e quindi da queste radici solo noi possiamo pensare di rinascere e di rinascere nella nostra storia, nel nostro Veneto, non contro nessuno, ma a favore di tutti, ma soprattutto per noi. Dopo il Caudeano, l'associazione Le Terre Alte de San Marco ha in serbo un corposo programma di altre iniziative e progetti. Organizzeremo sicuramente un altro incontro a maggio in un altro comune, ma la cosa fondamentale è che daremo una mano a gente come Alessandro Mocellin a divulgare quello che è la nostra storia, ma specialmente quello che è la nostra lingua, l'importanza della lingua veneta.